Per voi la semplificazione è semplicemente la riduzione dei tempi e delle possibilità di confronto dentro e fuori questo Consiglio regionale. L'idea che la semplificazione passi attraverso meno politica, meno istituzioni. E guardate, non funziona così, perché non è l'impianto istituzionale che aiuta un ordinato svolgimento delle attività economiche e sociali, sia che ci siate voi al governo, a maggior ragione se e quando non ci sarete più voi e ci sarà qualcun altro. Allora la contestazione di metodo è esattamente questa: se dobbiamo ogni anno procedere a questi interventi di semplificazione, dobbiamo chiarirci su qual è l'obiettivo che ci poniamo rispetto appunto a questo concetto importante di semplificazione. La battuta che si fa di solito è la seguente: ci ricordiamo un illustre ministro della Lega che interpretava la semplificazione dando fuoco a degli scatoloni di legge nei cortili di Montecitorio, semplificazione che non avvenne, leggi che poi non vennero abrogate, ci ricordiamo la sceneggiata, ed è esattamente quello che state facendo voi adesso. È una sceneggiata che non produce alcun effetto oggettivo, per imprese e cittadini, e invece riduce le possibilità e i margini. Posso andare avanti, Presidente, o deve chiacchierare? Grazie. Nessuna margine di miglioramento nella vita dei cittadini e delle imprese. E la semplificazione, lo hanno spiegato bene le colleghe, da un lato nella vostra modalità si persegue riducendo lo spazio di confronto dentro il Consiglio regionale, dentro le commissioni competenti. E guardate, lo dico perché sia chiaro a tutti, quando noi parliamo di una discussione meno condivisa, di un confronto meno puntuale con il Consiglio e con la Commissione rispetto ai grandi eventi, stiamo parlando di un confronto negato rispetto a stanziamenti di bilancio che superano il 1 milione di euro. Non sono i 290.000 euro che date alle Proloco, è oltre 1 milione di euro che annualmente il bilancio della Regione del Veneto mette a disposizione di questi avvenimenti, eventi che riguardano il mondo della cultura. Ed ora è evidente che sia non solo volontà, ma direi anche responsabilità di tutto il Consiglio nell'articolazione della Commissione di verificare come vengono spesi questi soldi, perché l'altro lato della medaglia del vostro concetto di semplificazione è la riduzione dei controlli. Faccio quello che voglio, non mi confronto con nessuno e non ci deve essere nessuno che mi controlla. Ora, questo è un impianto che, ripeto, a me convince poco. La stessa cosa vale sull'intervento su Veneto Lavoro. Nessuno ha parlato male di Veneto Lavoro, Presidente Scatto, ci mancherebbe. Ma l'idea di privarsi dell'autonomia del Comitato Tecnico Scientifico per l'attività dell'osservatorio a me sembra appunto una semplificazione non utile, non funzionale all'obiettivo che il legislatore, cioè questo Consiglio regionale, si è dato nel momento in cui ha pensato che potesse essere utile un comitato tecnico scientifico. Perché se davvero è come dice lei, e cioè che non c'è niente da nascondere, che Veneto Lavoro fa tutto benissimo, e può essere anche vero, allora cancelliamo direttamente il comitato tecnico scientifico. Se lei ritiene che non sia necessario che il Comitato Tecnico Scientifico esista, sia autonomo, sia indipendente nella sua attività di approfondimento, siccome è previsto per legge, abroghiamo il Comitato Tecnico Scientifico, facciamo più bella figura. E le funzioni dell'osservatorio non le definiamo noi, le definisce quella stessa legge. E la valutazione degli impatti che le politiche del lavoro hanno non è una valutazione banale, a maggior ragione in questa fase storica. E giusto perché rimanga agli atti, nel sito di Veneto Lavoro, che è l'unico modo che noi abbiamo consultare questo sito per avere informazioni, non c'è alcun tipo di analisi di impatto delle politiche pubbliche in ambito lavorativo messe in atto, che magari funzionano benissimo, ma lei si renderà conto che se Veneto Lavoro mi dichiara che nel 2022 in Veneto sono aumentati i posti di lavoro e ci facciamo i titoli dei giornali, e poi se andiamo a vedere i numeri scopriamo che nell'80% dei casi quei posti di lavoro sono lavori a tempo determinato, le faccio un esempio naturalmente, l'impatto delle politiche pubbliche in ambito lavorativo di questa regione è positivo, aumenta il numero di occupati, o lascia qualche perplessità visto che la maggior parte degli occupati nuovi sono contratti precari?
La valutazione dell'impatto serve a questo e un comitato tecnico-scientifico autonomo può contribuire a questo tipo di discussione e magari offrire anche un contributo. Allora, se ci sono problemi oggettivi, come quelli che sono alla base di questo provvedimento, molto spesso il grande evento si realizza ancora prima che io riesca ad autorizzarne il contributo. Oppure non riesco a trovare il presidente del comitato tecnico-scientifico perché nessuno si offre. Se i problemi alla base di questi due articoli sono oggettivi, di fronte a problemi oggettivi ci possono essere soluzioni diverse. E noi le abbiamo provate a proporre durante la discussione in Commissione e le nostre proposte non sono state accolte in nessun modo e probabilmente, spero di no per le colleghe che hanno presentato gli emendamenti, non verranno accolte neanche quelle che abbiamo presentato qui per l'Aula, perché la logica è questa. La volontà non è trovare insieme le soluzioni migliori rispetto a problemi oggettivi. La modalità è quella che, così come non volete condivisione nella valutazione, così come evitate il più possibile momenti di controllo e di vigilanza, anche il nostro contributo vi interessa poco, perché nell'autoreferenzialità di chi svolge questa funzione da tanti anni ed è convinto di essere il migliore, sta esattamente in questa cosa qua. Non sono neanche disposta ad ascoltare le considerazioni che fanno gli altri. E allora, e vado a chiudere, Presidente Scatto, io non ho rivolto accuse a nessuno, ho espresso un punto di vista, se posso, non credo di poter essere accusato di lesa maestà se esprimo un punto di vista diverso da quello che abbiamo sentito a unica voce fino a qua. Abbiamo cercato di spiegare cosa non funziona in questo progetto di legge di soli 2 articoli. Abbiamo anche cercato di dire perché, secondo noi, con un po' più di disponibilità al confronto e al dialogo, questi problemi avrebbero potuto essere superati in maniera più utile, ma non più utile, ripeto, per noi, più utile per chi anche verrà dopo di noi e dopo di voi. Quindi sarebbe bello che anche su un ordinamentale di 2 soli articoli, soprattutto sull'ordinamentale, perché capite bene che nelle leggi che prevedono uno stanziamento di bilancio la discussione è fortemente ristretta alla scelta politica di allocazione delle risorse, ma gli ordinamentali che dovrebbero costruire le regole che valgono per tutti e per sempre, un po' più di capacità di ascolto e di dialogo forse potrebbe produrre dei risultati migliori per la nostra Regione. Grazie.